Una illecita raccolta e gestione delle scommesse sportive online realizzata attraverso una piattaforma di gioco su internet non autorizzata ed operante in Italia, attribuendone la proprietà a una società maltese per occultare il legame con il nostro paese e le connessioni con la criminalità organizzata siciliana. Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con lo Scicco di Roma, che ha portato questa mattina a 23 misure cautelari, 12 in carcere, 2 domiciliari e 9 misure interdittive dell'esercizio dell'attività commerciale. In tutto sono 339 le persone indagate a vario titolo. Tra queste figurano ben 12 agrigentini. Raccolte scommesse per 32 milioni di euro, mentre la società maltese, che in realtà ha operato come stabile organizzazione sul territorio nazionale, ha evaso le imposte sui redditi per oltre 30 milioni di euro. Gli importi delle scommesse raccolte dalle varie agenzie e i proventi dell'evasione complessivamente pari a oltre 62 milioni di euro. Sono poi affluiti nei conti della società maltese e da lì ulteriormente riciclati nell'acquisto di terreni, fabbricati, società in Italia, Puglia ed Emilia-Romagna e in Germania. I militari del nucleo PEF di Catania hanno sequestrato quasi 180.000 euro in contanti occultati nel doppio fondo di un'autovettura.